Assolutamente, mi fa piacere. Io ho militato in dei cori polifonici qualche anno fa, ma però insomma magari Non è il caso. non è caso, insomma, dai. Dai. Direi che possiamo cominciare. Possiamo iniziare. Allora, un saluto rivolto ai presenti e a tutte le persone che sono collegate via internet. Ringrazio innanzitutto la Regione per questa opportunità data qua nel Comune di Oderzo, ma data poi a tutti gli operatori del settore, perché sappiamo tutti quanta necessità ci sia di supportarsi vicendevolmente, perché il cambiamento è super necessario, ma diciamo lo stimolo è stato rapidissimo e l'utilizzo da parte, cioè proprio la fruizione da parte del cittadino può esplodere solo se ciò che viene fornito al cittadino è un utilizzo semplicissimo. Semplice da parte dell'utilizzatore, ma non può essere altrettanto semplice da parte di chi lo produce, quindi sia la parte tecnologica di chi produce il sistema informatico, sia la conoscenza dei processi da parte dell'amministrazione che deve fornire poi il servizio, perché solo se c'è una chiarezza e una razionalizzazione totale dei processi si può poi offrire un servizio semplice. E quindi tutto questo processo molto complesso necessita di una collaborazione molto stretta tra tutti i livelli di competenze. Quindi ringrazio senz'altro la Regione per questo intervento che sarà senz'altro utile per tutti i cittadini. Grazie, ringrazio il sindaco invece che ci ha ospitato in questa sede nel centro del mondo, in questa sede storica che approfondiremo in successivi incontri effettivamente. No, a parte gli scherzi, ringrazio un po' che ci ha invitato in questo incontro, perché per noi incontrare il territorio è un elemento fondamentale, perché poi strategia, governance la si fa solamente quando si conosce il territorio, quindi per noi anche è un'occasione anche per conoscere le esigenze del territorio, che poi cambiano da luogo a luogo, perché poi non smetterò mai di raccontare che la Regione Veneto ha una diversità e difformità anche di territorio, sul quale pensare che il copia e incolla di qualsiasi soluzione possa andare bene non è sicuramente un risultato vincente. Tutte le soluzioni devono essere adattate in base alle esigenze di un territorio che cambia notevolmente. E il Veneto è uno di questi, diciamo. Ringrazio anche poi anche il Dipartimento della Trasformazione Digitale, che mi vedo abbastanza gremiti in sala, che ci accompagnano in questo percorso, perché poi chiaramente stiamo sempre parlando di questo percorso, che è un percorso di trasformazione digitale, e nella trasformazione non significa solamente digitalizzare un processo, significa proprio cambiare anche il modo o l'approccio stesso di erogare servizi verso il cittadino, perché poi molto spesso io mi metto proprio nella schiera degli informatici. Gli informatici a volte si perdono troppo concentrandoci sullo strumento, dimenticandosi che in realtà l'obiettivo finale è il cittadino vero e proprio. Quindi cercare di portare servizi digitali al cittadino sempre più usabili è uno dei nostri obiettivi. Tanto è vero che oggi i colleghi ci racconteranno un po' quali sono queste novità che portiamo attraverso l'infrastruttura di MyPorta, di questa piattaforma abilitante, proprio di queste novità proprio legate anche all'usabilità, legate anche alle nuove linee guida di Agit per l'usabilità degli strumenti digitali, che è un elemento fondamentale, perché poi non smetterò mai di dire che effettivamente se noi, come anche a livello europeo, gli italiani sono il fanalino di coda per l'utilizzo di strumenti digitali, d'altro canto è anche vero che invece non siamo messi male nella quantità di servizi digitali che mettiamo a disposizione, però non vengono utilizzati. E perché non vengono utilizzati? Spesso perché proprio non sono fatti proprio per essere utilizzabili facilmente da chi ha una scarsa capacità. Ecco quindi che tutti gli investimenti che si stanno facendo proprio a fronte anche del PNRR, uno di questi tra l'altro partirà anche tra un po', sarà proprio quello il reskilling delle persone, quindi aiutare le persone ad aumentare la propria capacità di utilizzare gli strumenti digitali. Però d'altro canto dobbiamo metterci anche noi col fatto che dobbiamo essere in grado di produrre, uno, quei servizi che sono fondamentali per i cittadini, e due, perché i cittadini siano in grado di utilizzarli. E quindi è un grosso lavoro che noi stiamo facendo, grosso attraverso proprio questi, noi le chiamiamo piattaforme abilitanti, perché poi spesso, come diciamo, la Regione Veneto non ha una società in house che quindi ha necessità di
portare soluzioni, portare per fare mercato, creare diciamo, del business su questi strumenti. Per noi è fondamentale che tutti i comuni abbiano degli strumenti per poter erogare i propri servizi, per fare quello per cui loro sono deputati, cioè avere l'aggancio, l'orientamento verso il cittadino. E questo si fa attraverso delle soluzioni, attraverso degli strumenti che noi cerchiamo di mettere a disposizione, non solamente al comune, ma li mettiamo a disposizione anche agli operatori economici, al mercato, chi lavora le aziende che lavorano nei siti, perché poi ovviamente noi non è che arriviamo nel comune e portiamo la soluzione va costruita insieme agli operatori, va costruita insieme anche un mercato che ci sta aiutando in questo momento qua a sfruttare che cosa? Sfruttare le opportunità che il PNRR in questo momento qua sta mettendo a disposizione. E questo è un aspetto fondamentale. Quindi ecco perché noi li chiamiamo piattaforme abilitanti, quello che mettiamo a disposizione, perché proprio abilitano il territorio, inteso come operatori della pubblica amministrazione, inteso come anche aziende ICT che lavorano nel settore, per arrivare direttamente al cittadino. Questo è un po' il sogno che noi vogliamo, cioè portare al cittadino i servizi digitali. Racconto un attimo, non so se si vedono due slide. Devo condividerle, ok. Un attimo solo, che così vedono da remoto più che altro almeno. Perdonate un attimo. Dovremmo esserci, vero? Vabbè, ok, non riesco a metterlo tutto schermo, vediamo se ci riesco. Ci siamo? Bene, ok. Allora, come dicevo, oggi racconteremo un po' quello che è il percorso che noi stiamo facendo nell'ambito anche del supporto del bando che è stato emesso appunto qualche mese fa dal Dipartimento di Trasformazione Digitale proprio sull'avviso 141. Racconteremo che cosa effettivamente stiamo facendo a supporto per aiutare i comuni a raggiungere quegli obiettivi, sfidanti obiettivi che il bando si prefigge proprio di raggiungere, portare i servizi direttamente al cittadino. La piattaforma, quindi noi stiamo lavorando anche dal punto di vista tecnico per portare e migrare questa piattaforma che ad oggi è una piattaforma che è usata da all'incirca 250 comuni nel Veneto per appunto erogare servizi verso il cittadino. Non nascondo che dopo in realtà si sta evolvendo proprio per andare anche secondo anche alcuni criteri e poi alcuni indirizzi legati anche proprio del piano Cloud Italia, di migrare nel mondo cloud anche per sfruttare un po' quelle sinergie che tutti quei servizi che permettono di scalare anche verso capacità computazionali che permettono di raggiungere più, diciamo, garantire che tutti i servizi siano erogati con le stesse caratteristiche e non anche in momenti in cui ci possono essere troppi utenti che accedono, anche perché uno degli elementi che stiamo portando avanti è cercare anche di portare anche il mondo della sanità sopra queste piattaforme. L'aggiornamento che noi portiamo, appunto, come dicevo prima, sono degli adeguamenti legati a tutte le linee guida che Agid ha portato avanti sull'esigibilità dei servizi pubblici e che sono tra l'altro tutti prodromici proprio a rispettare tutti quei requisiti, quelle caratteristiche legati ai bandi di finanziamento dell'avviso 141. Chiaramente quello che Regione Veneto fa a supporto di questo non è solamente mettere a disposizione uno strumento tecnologico fondamentalmente, ma sta cercando anche di aiutare e supportare anche tutto il territorio con giornate anche come queste, cioè cercando di approfondire principalmente le caratteristiche di queste piattaforme, che possibilità ci sono, che vantaggi ci sono, ma soprattutto per noi è anche fondamentale poi perché sono, come raccontavo prima anche con il sindaco, sono l'occasione anche per cercare di conoscere un territorio che per noi è fondamentale cercare di far sì che questi strumenti si possano adeguare e modellare secondo le esigenze, le caratteristiche che ogni territorio può esprimere. Chiaramente in tutto questo noi mettiamo a disposizione, abbiamo messo anche, devo dire, abbiamo portato avanti una grossa collaborazione anche con ANCI Veneto, che abbiamo messo a disposizione uno sportello che possa aiutare a rispondere
ai dubbi, certezze che i comuni possono avere non solamente sotto il profilo anche tecnologico dello strumento, ma soprattutto anche in questo momento qua, anche per rispondere alle eventuali problematiche o dubbi che possono essere relativamente ai bandi di finanziamento del PNRR. Questo chiaramente grazie anche al supporto del team della trasformazione digitale che è qui con noi oggi. Chiaramente una cosa, come dicevo prima, quelle che noi chiamiamo piattaforme per noi sono un importante elemento di strategia che la nostra regione sta portando avanti, perché oggi parleremo principalmente dell'azione 141, quindi dei servizi verso il cittadino attraverso la piattaforma e l'ecosistema di MyPortal. In realtà l'ecosistema di MyPortal è un sistema molto più complesso e articolato che è cresciuto in questi anni qua proprio grazie anche ai finanziamenti della precedente programmazione europea. Tanto è vero che stiamo chiudendo proprio in queste settimane qua, devo dire, la precedente programmazione europea con tutti i restanti dei comuni che partecipano a questi progetti, che ha visto che cosa? Ha visto nascere fondamentalmente, noi abbiamo cercato di spingere per far sì che questi progetti qua vengano portati avanti in un contesto di aggregazione dei comuni. Ne parlavamo prima, è un aspetto fondamentale per noi l'aggregazione per i comuni, perché molto spesso ormai il tema dell'informatica non è più un tema per pochi, è un tema che riusciamo a portare avanti solamente se c'è un'aggregazione del territorio. E quindi abbiamo spinto perché questi servizi verso il cittadino vengano erogati anche in modalità anche o consorziato o comunque lavorando assieme nel territorio. Ma grazie a questo e anche alla precedente programmazione abbiamo sviluppato altre piattaforme abilitanti che vanno proprio nell'ambito di non solamente erogare servizi ai cittadini, ma anche per andare a costruire un po' quella base, diciamo, di infrastruttura tecnologica che permetta di trasformare quel concetto proprio di smart city, orientarsi verso un concetto di smart city. Molto spesso smart city noi lo individuiamo come un sistema complesso di servizi digitali, ma riservati solamente alle grandi città o alle città metropolitane. Ecco. Noi abbiamo un po' la verità di pensare invece che il concetto di smart city possa adattarsi anche a piccole realtà urbane che però non necessiterebbero di infrastrutture che magari da soli non riuscirebbero a costruire e sviluppare. Ecco. Grazie appunto ai finanziamenti della Comunità Europea, grazie anche al lavoro che abbiamo fatto soprattutto verso le autorità urbane, abbiamo costruito altre piattaforme che sono orientate verso questo modello, proprio perché a me piace sempre raccontare il fatto che noi vorremmo che il digitale possa essere democratico, non ci possono essere cittadini di serie A e di serie B, i cittadini di serie A, quelli che vivono nelle grandi città che hanno capacità tecniche, economiche di erogare servizi ai cittadini, allora abbiamo servizi molto digitali, mentre i piccoli comuni, ricordo che il più piccolo comune della regione del Veneto costa più o meno 80 abitanti, però sono abitanti che hanno le stesse caratteristiche di una città metropolitana, con gli stessi diritti di poter utilizzare i servizi digitali. Quindi le piattaforme, a noi ci piace pensare, sono delle piattaforme che abilitano anche le piccole realtà per produrre e erogare servizi digitali direttamente al cittadino. Quindi ricordo che tra l'altro se attraverso la precedente programmazione europea abbiamo dato il via un po' a questo concetto di piattaforme, ci aspettano adesso non solamente ovviamente i bandi del PNRR che li vediamo che sono operativi, sono già iniziati e saranno operativi nei prossimi mesi, ma in realtà nei prossimi mesi noi stiamo già cominciando a programmare quella che è la futura programmazione europea che andremo ad investire non solamente in infrastrutture ma anche sul territorio proprio per sviluppare che cosa? Sviluppare tutto quel concetto di servizi abilitanti verso il cittadino, ma soprattutto anche una cosa che a me piace sempre raccontare, che a me piacerebbe mettere nelle mani dei nostri amministratori, di chi ci governa, tutti quegli elementi per poter pensare di governare sulla base anche delle informazioni che in realtà tutti noi possediamo. E questo è un altro elemento, una sfida dei prossimi mesi, proprio con il concetto di introduzione che vi vediamo, l'intervento della prossima programmazione europea, il 121, Veneto Data Platform, mettere a disposizione dei piccoli, ma anche dei grandi, ma anche dei piccoli comuni, quegli strumenti per far sì che chi ci amministra possa dirlo: amministro, faccio le mie scelte, non sulla base di chi grida di più di mal di pancia, ma anche sulla base di informazioni che potremo trarre da informazioni che deteniamo già, perché anche questo è il dramma, ce le abbiamo già le informazioni, ma dobbiamo farle emergere
e possibilmente anche correlarle e mettere insieme anche ad altre informazioni che magari qualcun altro può mettere a disposizione, come anche la Regione. Ecco, questo è un po' quello che ci aspetteranno anche nei prossimi anni, non solamente legati al PNRR, ma anche grazie anche ai fondi della Comunità Europea dei prossimi che stanno arrivando. Io lascio la parola ai colleghi che ci illustrano proprio più nel dettaglio effettivamente che cosa saranno le novità di queste nuove piattaforme per erogare i servizi ai cittadini. Ringrazio ancora il Sindaco dell'ospitalità che ci ha dato e magari anche con l'intento di trovarci e raccontarci in realtà di queste bellezze anche di Oderzo, di questa città archeologica che non ho ancora scoperto io. Grazie. Dovremmo colmare questa lacuna in breve tempo. Assolutamente. Grazie. Allora. Grazie a lei. Antonino, lascio la parola a te. Proseguo io, sì. Intanto grazie. Sì. Alla parte tecnica. Grazie. Bene, buongiorno a tutti, bentrovati. Siamo numerosi e quindi questo ci fa piacere perché vuol dire che l'interesse è vivo e tra l'altro è vivo l'interesse anche perché siamo in una fase molto delicata e credo unica di questo percorso verso la trasformazione digitale. E abbiamo in corso, come avete visto, una serie di iniziative che ci stanno impegnando a chiudere, lo diceva bene il nostro direttore prima, la precedente programmazione 14-20, ma mentre stiamo chiudendo la precedente programmazione, dove ci sono stati importanti investimenti su quel concetto di piattaforme abilitanti che richiamava Idelfo Borgo prima, mentre ci sono stati questi investimenti, oggi noi siamo in costanza di uno sviluppo della trasformazione digitale dei nostri enti importantissimo perché abbiamo a terra tutte le misure del PNRR, non solo l'141 di cui parliamo questa mattina, ma anche altre misure. E mentre siamo impegnati in questa sfida, di chiudere la precedente programmazione, sviluppare le azioni del PNRR, naturalmente abbiamo anche in corso la programmazione delle nuove risorse della Comunità Europea e quindi in questo momento avete visto, Idelfo mostrava una slide, ci sono altri 30 milioni nei prossimi mesi e anni che la Regione del Veneto metterà a disposizione di questo percorso di trasformazione digitale. A me piace sottolineare due cose, una che ha detto il sindaco e l'altra che ha detto il nostro direttore. Questo percorso non è un percorso solo tecnologico, non può essere solo un percorso tecnologico. Il sindaco diceva che la semplificazione è fondamentale. Noi dobbiamo riuscire come organizzazione della pubblica amministrazione, come sistema della pubblica amministrazione, a mettere a terra queste risorse, traducendole in effettivi servizi utili alla pubblica ai cittadini del nostro territorio. L'altra questione che mi piace sottolineare e che vorrei condividere insomma con i colleghi è che questo obiettivo, cioè della semplificazione, Regione Veneto lo sta portando avanti attraverso un sistema organizzato, una comunità di enti. Su MyPortal, come sapete, ci sono 250 amministrazioni che utilizzano la nostra infrastruttura, ma ci sono 600 enti che utilizzano l'infrastruttura dei pagamenti, altrettanti enti che utilizzano l'infrastruttura delle identità digitali, quindi un sistema di una pubblica amministrazione che tiene assieme il percorso della trasformazione digitale con la collaborazione del Dipartimento, che ringrazio anch'io, che ci sta dando una mano veramente fondamentale in questo sviluppo, ANCI Veneto, ma soprattutto delle aziende ICT del nostro territorio che, come diceva il nostro direttore, sono per noi fondamentali per questi processi.
condivido anch'io lo schermo sperando di trovare la mia presentazione che è questa. Vi rubo veramente 2 minuti. No, questa è quella del direttore, se non sbaglio. Sì. E condividi lo schermo. Perdonate, solo un minuto. Forse questa? Ci provo, perdonate. No, siamo sempre lì. Siamo sempre a quella presentazione. Forse questa no, forse non è stata... Sì, scusami. Ah, ok, è sotto. Sì, è questa qui. Ok. Ce la possiamo fare? Forse sì, forse no. Aspettate che faccio il microfono perché sennò non devo ritrovare il... Eccolo qui. Condividi. Adesso dovrebbe esserci. No, siamo ancora a quella lì. Non ce la posso fare allora. Perdonate la... Avvisi, aggiornamento, domande. Avvisi, aggiornamento, domande. Ok, è questa. Andiamo di condividere lo schermo prima. Perdonateci, perdonatemi. Avvisi, eccola qui. Ce l'abbiamo fatta, spero. Sì. Adesso la dobbiamo mettere a schermo intero. Layout, dove è il pulsante di schermo intero, questo. Ok, ce l'ho fatta. Perdonate, perdonate. Allora, la cosa che vi volevamo condividere con voi prima di iniziare la parte di demo è che in questo momento, come vedete da questa slide, noi abbiamo una serie di avvisi sui quali la Regione del Veneto è impegnata mettendo a disposizione le infrastrutture regionali a vantaggio dei comuni che volessero scegliere questo strumento per raggiungere gli avvisi, i risultati previsti dai bandi del PNRR. Qui vedete che ad esempio sull'141 in questo momento noi abbiamo richieste dal territorio puntualmente per 34 comuni. Quindi questo è il valore che in qualche modo in questo momento sulle azioni che vedete 34 comuni su 141, 471 sulla 144, 35 sulla 143. Questi sono i valori che in questo momento noi abbiamo come richieste da parte del territorio di supporto. Quindi il messaggio che vogliamo dare qui forte e chiaro è che la potenzialità che noi possiamo mettere a disposizione degli enti del territorio non sono solo 34 enti, sono quelli che oggi sono stati, che noi conosciamo, ci hanno chiesto un supporto. In realtà gli enti potenziali sono 202, quindi qui il messaggio che noi vogliamo dare in maniera importante agli enti del nostro territorio è che tutti quei comuni, quei colleghi che avessero intenzione di utilizzare le piattaforme abilitanti, poi lo dirà bene anche Stefano De Colle, a cui lascerò la parte successiva di questo intervento, lo dirà bene Stefano De Colle, abbiamo bisogno di capire se oltre a questi 34 che già conosciamo, come vedete da quella slide precedente, ve ne sono altri
202 potenzialmente, che hanno bisogno di supporto da parte della Regione Veneto. Se così fosse, noi lo dobbiamo sapere molto velocemente. Perché? Perché dobbiamo organizzare le attività per dare supporto a un numero importante di enti. Io lascerei qui questo mio intervento, concluderei questo mio intervento, chiederei a questo punto a Stefano De Colle di prendere il posto in questa presentazione. Quello che faremo in questo momento è per noi un momento veramente molto importante. Quello che cercheremo di fare è di aggiornarvi sullo sviluppo della infrastruttura MyPortal, su quella che noi chiamiamo la versione 3.1, che sarà a breve disponibile per tutti quegli enti che volessero utilizzare l'infrastruttura regionale per raggiungere gli obiettivi del bando PNRR. Prego Stefano. Grazie Antonino, buongiorno a tutti. Io mi farò supportare anche dal nostro partner tecnologico, perché l'obiettivo appunto odierno è anche quello di cominciare a assaggiare quello che è lo stato di avanzamento dei lavori di MyPortal 3.1. Ecco, allora mi organizzo un attimo, facciamo così perché sono abituato a lavorare con le due mani. Ok, bene, allora una breve introduzione così riesco a presentarvi anch'io delle slide, ed eccolo qua. Un attimo solo, perché tra il passaggio è sempre... Chiudiamo quello che non ci serve, così riusciamo a essere più puntuali. Momento, un attimo solo. Eccolo qua. Bene, vado in condivisione di schermo. Bene, due parole appunto introduttive su come cambia MyPortal verso MyPortal 3.1. Beh, innanzitutto il focus, come sappiamo, vediamo se riesco anche a far avanzare le slide, eccolo qua. Il focus in questo contesto è quello legato appunto al bando PNRR, quindi l'azione 141, cittadino informato da un lato, cittadino attivo dall'altro. La Regione del Veneto ha voluto, come dicevano le persone che mi hanno preceduto, ha voluto così mettere a disposizione questa piattaforma, questo prodotto nel contesto della piattaforma abilitante servizi al cittadino, cercando di interpretare diversi casi d'uso. Il caso d'uso che riguarda solo la parte cittadino informato, il caso d'uso che riguarda la parte cittadino informato più cittadino attivo e il caso d'uso che riguarda la parte cittadino attivo. Quindi lo abbiamo cercato così di immaginare questo contesto sia per gli enti che sono già a bordo di MyPortal 3 oggi, sia per gli enti che volessero in qualche maniera approcciare a quello che sarà appunto MyPortal 3.1. Quello che posso dire senza fare senza dilungarmi troppo nelle parole, è questo. Vediamo, ecco. Innanzitutto che MyPortal 3.1, ma lo vedrete poi nei fatti, senz'altro è un prodotto nuovo, un prodotto che eredita le cose migliori della versione precedente, senz'altro, che risponderà alle linee guide, le nuove linee guida agili per i siti della PA, che avrà i due servizi nativamente integrati che poi vi farà vedere Paolo e collaboratori, e che ha una accresciuta interoperabilità applicativa, quindi proprio nell'ottica delle nuove linee guida Agit. Da questo punto di vista, se siete d'accordo, sì, io farei subito così, lascerei immediatamente la parola proprio a Paolo Bertuzzo e ai suoi collaboratori, che ci faranno vedere e toccare con mano quello che è lo stato di avanzamento dei lavori
di MyPortal 3.1 per la parte cittadino informato, prima di tutto ci concentriamo su quella, e per poi proseguire, riprendere la parola e andare oltre per trattare la parte cittadino attivo. Ecco a te Paolo. Stefano per l'assist. Allora, brevemente, seguiamo Regione da questo punto di vista già da diversi anni. Stiamo in questo momento storico preciso trasformando quello che è il prodotto MyPortal 3, che tra le altre cose conosciamo bene, avendolo comunque affiancato fino ai dei primi passi, in quella che è una trasformazione importante, come abbiamo capito finora, che è non solo un cambio di pelle di quello che è il servizio MyPortal, ma è un cambio che va un po' più nelle viscere. Parliamo di qualcosa che non è semplicemente un cambio grafico di un portale, ma è qualcosa che è un po' più strutturale, cambia l'informazione, cambia la navigazione, cambia l'usabilità del prodotto rispetto agli utenti del territorio. È qualcosa che adesso vi andremo a presentare in anteprima, aiutandoci anche tra le altre cose, visto la presenza in comuni del terzo, con un parallelismo di quello che è l'attuale MyPortal, di quello che è il MyPortal che sarà, cominciando un po' a capire che cosa abbiamo di fronte, cominciando un po' a vedere quello che è di fatto il nuovo aspetto, che racchiude comunque non solo una grafica rivista, una grafica nuova rispetto a quello che è, diciamo, il dettame di Agi da questo punto di vista, ma è anche un cambiamento strutturale che coinvolge tutta una serie di ingranaggi del sistema. Chiedo a Matteo cortesemente di condividere lo schermo. MyPortal lo conosciamo così come ora. Abbiamo fondamentalmente che cosa? Un portale informativo che nel gergo tecnico di chi conosce un po' meglio MyPortal noi chiamiamo MyCMS, il nostro Content Management System, e abbiamo un luogo che si chiama MyPA, che fondamentalmente rappresenta quel luogo digitale dove i cittadini vanno a consumare i servizi digitali. Agile ci detta un po' la strada, ci dice diamo una esperienza d'uso più integrata dei prodotti della PA, in modo che non ci sia una serie di luoghi differenti tra di loro, ma l'esperienza utente sia in qualche maniera un fil rouge che accompagni poi il cittadino a usare un sito della PA in maniera un po' più organica, un po' più semplice. Quello che succederà fra qualche settimana, fra qualche giorno, è questo. MyPortal passa da questo alla versione 3.1. Non è solo un cambio grafico. Abbiamo utilizzato l'ospitalità di Oderzo per mostrare quello che potrebbe essere il comune di Oderzo domani. Abbiamo reimplementato MyPortal, ripensato MyPortal su quelli che sono i dettami dell'avviso 1.4.1, quindi l'adozione di tutti quei must, di tutti quegli obblighi che Agit ci chiede, quindi dall'aspetto grafico all'utilizzo di componentistica condivisa da tutta la PA italiana, fino alla riorganizzazione vera e propria delle informazioni all'interno del portale. Quindi, come vi dicevo, non è semplicemente un vestito che cambia, non ci mettiamo solo la giacca della festa, ma è qualcosa che va un po' più in profondità, è qualcosa che va a toccare anche quella che è l'informazione. Chiedo Matteo di scrollare giù velocemente. Questa qui è ad esempio la nuova home page, potrà essere la nuova home page del Comune di Oderzo. Vediamo oltretutto che i contenuti sono di fatto quelli del Comune di Oderzo. Anticiperò una cosa di cui poi Stefano approfondirà un po' la questione. L'operazione che abbiamo fatto è appunto quella di adattare quello che è il Comune di Oderzo oggi a quello che è il Comune di Oderzo domani. Abbiamo utilizzato una serie di strumenti automatici che ci permettono in qualche misura di trasformare il 3.0 in 3.1. Quindi ci accompagniamo in questa fase di transizione comunque con un automatismo che punti per lo più a dare meno difficoltà in questa transizione. Quello che vediamo di fatto è un portale adeguato all'avviso 1.4.1, un portale cittadino informato che rispetta ad oggi già tutti quelli che sono i 20 criteri di conformità tecnica, ma non solo, anche i criteri di conformità non tecnica, cioè quella che riguarda tutta la trasformazione dell'informazione.
da una parte andiamo ad avere un portale più facile da navigare, dall'altra parte andiamo a semplificare quello che MyPortal fino ad oggi ha fatto in una certa maniera. Abbiamo chiaramente tutta la serie di contenuti che verranno, tra le altre cose, trasformati dal portale 3.0 al nuovo portale 3.1, il più possibile adattati a quella che è l'informazione che già i comuni hanno in questi 6 anni di utilizzo di MyPortal 3.0 incamerato, quindi questo tesoro informativo non andrà disperso, lo riporteremo il più possibile trasformandolo a quello che è l'avviso 141, fino ad avere la navigazione standard che Agit ci chiede. Quindi fondamentalmente avremo un portale che risponde non solo nei contenuti ma anche nella navigazione a quello che è il nuovo avviso. Quindi dovremo in qualche maniera assieme percorrere questa strada qui, che non è una trasformazione semplicemente di costume, ma una trasformazione che ha dei risvolti un po' più profondi. Quello che abbiamo davanti è quello che fra qualche settimana avrete anche la possibilità di toccare un po' più con mano. Quindi faremo, poi Stefano lo dirà un po' più di dettaglio, questo percorso per tutti quanti gli enti che vorranno adottare la nuova piattaforma 3.1, che attualmente è già in uno stato di preparazione avanzata. Riusciamo già in questo momento qui ad avere un sito che rispetta già i 20 criteri famosi per l'asseverazione e che in qualche maniera, appena riusciremo a distribuire sul territorio, permetterà poi di accompagnare tutti gli enti verso questa trasformazione che il PNRR ci chiede. Mi fermerei qui per il momento, lasciare la parola a Stefano, per poi eventualmente vedere un po' la parte più interessante, che è quella del cittadino attivo. Grazie Paolo. Per spostarci allora sulla parte di cittadino attivo, ripesco un attimo le mie slide. Eccole qua. Bene, allora, eravamo arrivati all'introduzione appunto della parte cittadino attivo. Una breve premessa. Già in MyPortal 3 avevamo identificato appunto quelli che erano i 3 pilastri fondanti della nuova soluzione sulla quale appunto che era di supporto alla piattaforma abilitante e servizi al cittadino. E i 3 pilastri erano MyPortal, MyIntranet, MyPA, dove in particolare la MyPA era un'area personale, un'area del cittadino, un'area che Regione del Veneto aveva pensato proprio per il cittadino, con l'idea di fare in modo che il cittadino stesso potesse trovare all'interno della propria area personale tutto il trascorso, tutto il proprio trascorso in termini digitali con la pubblica amministrazione. Ci siamo quindi, leggendo le nuove linee guida Agid, ci siamo trovati da questo punto di vista, mi sento di dire per certi versi, un po' più avanti, un passo avanti, perché avevamo già un oggetto importante a disposizione per raccogliere sostanzialmente tutti i dati provenienti non solo da quelle che costituiscono i LED in terminologia regionale, ovvero i servizi digitali, i livelli essenziali di reti digitali, ma tramite anche un insieme di interfacce esposte che sono in grado sostanzialmente di accogliere anche la sottomissione della domanda, gli stati di avanzamento, la chiusura e la restituzione del risultato al cittadino proprio in quest'area personale. Quindi quello che abbiamo fatto in termini strategici è sostanzialmente far evolvere questo concetto così in armonia con quella che è appunto in quelle che sono le linee guida nazionali, mettendo a disposizione senz'altro questa MyPA così come la conosciamo, ma andando a definire un'area leggermente più ristretta per far sì che il cittadino trovi tutto il proprio intercorso nei confronti di quello specifico ente, che è quello che ci chiede sostanzialmente, ci chiedono le nuove linee guida. Quindi le idee di fondo strategiche che hanno guidato la nuova soluzione sono queste. Regione del Veneto mette a disposizione la MyPA
che è un'area gestita da un ente pubblico atta a contenere la storia di tutti i servizi fruiti dal cittadino. Questa è una cosa per noi importante. È importante perché ci sono dei dati di cittadini, dei dati appunto che in qualche modo coinvolgono le amministrazioni pubbliche, e abbiamo pensato, se questa gestione è in mano alla pubblica amministrazione, forse ci possono essere anche, diciamo così, dei vantaggi per il cittadino stesso. Non fosse altro perché l'area personale cui si sta mirando, quella che appunto ci viene chiesta d'essere realizzata dal nuovo contesto, è un'area personale che è unica, quindi è indipendente da chi realizza il servizio, è indipendente in termini temporali. Qui poi vedremo quali saranno le regole del futuro, ma è indipendente dal fatto che io oggi abbia a fianco il fornitore A e domani abbia a fianco il fornitore B. Quindi la proposta di Regione del Veneto è in linea con quella con le linee di indirizzo che sono state manifestate dal nostro direttore, da Antonino Mola, eccetera, cioè realizzare un qualche cosa, uno strumento all'interno di una piattaforma abilitante aperto al territorio, che permetta alle aziende del territorio di essere fruito e di costruire delle soluzioni appunto per la pubblica amministrazione. Quindi questa MyPA è un'area pubblica, popolabile anche da parte dei servizi prodotti dalle aziende ICT, che metterà a disposizione un'area privata unica atta a presentare tutti i servizi digitali dell'ente indipendentemente da chi li ha generati. Le altre linee guida che ci hanno in qualche maniera che hanno illuminato questo nostro percorso sono l'interoperabilità applicativa, quindi per quanto riguarda in particolare poi quel sottoinsieme di servizi che la stessa Regione mette a disposizione come semilavorati per gli enti pubblici. Beh, questi hanno già oggi una interoperabilità importante con diversi protocolli, con diversi vendor di protocolli, sia in forma nativa, perché a suo tempo appunto Regione aveva in qualche modo recepito l'idea di una interfaccia unica di protocollo, di modo tale che i processi potessero essere disegnati indipendentemente da quello che era lo strumento di base utilizzato in termini effettivi per la protocollazione stessa. E da questo punto di vista già diversi vendor hanno integrato nativamente questa interfaccia unica nelle loro soluzioni. E in più abbiamo anche altre, diciamo così, altre feature che passano sotto il nome di connettori di protocollo, che sono stati anche questi realizzati grazie al contesto collaborativo con il territorio e che attualmente sono ospitati sul Veneto API Manager in ambito regionale. L'altro elemento è quello dell'integrazione applicativa con gli elementi più importanti in questo momento del mondo appunto della pubblica amministrazione nella interazione con il cittadino, quindi servizi di pagamento nativamente integrati con MyPay, che è il prodotto appunto regionale messo a disposizione dalla stragrande maggioranza degli enti del Veneto per la gestione appunto dei pagamenti. Un'interazione nativa con MyID, quindi con il gateway di identità regionale, piattaforma abilitante, identità cittadino, per l'accesso ai servizi con SPID, CIE e anche con EIDAS, e non ultima l'interazione nativa con Appio. Ecco, tutte queste cose quindi le abbiamo cercate di mettere assieme, potenziando ulteriormente quello che era già stato un lavoro sviluppato in questi anni sulla piattaforma MyPortal 3 e rendendo qualche cosa di nativo tutto questo all'interno di MyPortal 3.1. Io direi che magari dico ancora due parole, poi Paolo ti lascio di nuovo il microfono per presentare le cose dal punto di vista così operativo, vivo. Ecco, quindi fatte queste due, diciamo così, premesse, per quanto riguarda la parte quindi cittadino informato, abbiamo detto Regione del Veneto propone la propria soluzione che mette a disposizione degli enti e dei partner tecnologici di supporto agli enti.
per fare sì appunto che chi ha già MyPortal 3 abbia un meccanismo automatico di migrazione dall'una versione alla nuova versione, che permetterà di migrare la stragrande maggioranza dei contenuti in maniera proprio puntuale. Ci sarà necessariamente il bisogno di un affinamento poi di quei contenuti che non trovano un matching tra la vecchia alberatura e la nuova alberatura, perché sulle attuali versioni dei siti MyPortal 3 c'era decisamente maggiore libertà di organizzazione dei contenuti rispetto a quella invece che è un'impostazione più standard, più rigida per certi versi, ma senz'altro più standard per offrire al cittadino di qualsiasi ente una navigazione diciamo omogenea, passando dal sito dell'ente A al sito dell'ente B. Per chi invece appunto dovesse provenire da siti non MyPortal, ci sarà diciamo un normale popolamento di contenuti sul nuovo portale che passerà attraverso un periodo di formazione che di nuovo erogheremo nei confronti, ben volentieri anche nei confronti delle aziende ICT di supporto al territorio, per fare in modo che esse stesse poi possano essere in grado di supportare l'ente nelle esigenze specifiche in accordo con quelli che sono i lineamenti del bando. Per quanto riguarda la parte cittadino attivo, nativamente in questo istante noi metteremo a disposizione una dozzina quindi di servizi dei 26 proposti a livello nazionale. Quali sono questi servizi? Questi servizi sono quelli che vedete elencati nella slide che sto presentando, quindi pagare canone CIMP, COSAP, canone idrico, il canone per le lampade votive, tributi IMU, presentare domanda per un contributo, richiedere l'iscrizione al trasporto scolastico, richiedere l'iscrizione alla mensa scolastica, richiedere l'iscrizione all'asilo nido, l'accesso agli atti, permesso di accesso ad un'area ZTL e permesso per parcheggio invalidi. Il fatto che ci siano questi 12 servizi non significa che poi il mondo termini qua. Questi sono i primi 12 servizi messi a disposizione appunto in maniera compliant con quelle che sono le regole del PNRR all'interno dell'ecosistema MyPortal 3.1. Se un ente dovesse avere selezionato tra i propri servizi uno diverso rispetto a questi, non è un problema. I fondi PNRR permettono di realizzare quel servizio. Quello che noi suggeriamo caldamente è di realizzare quel servizio all'interno dell'ecosistema MyPortal 3.1, perché questo è un ecosistema, direi, quasi mutualisticamente sostenibile, nel senso che qualsiasi servizio realizzato che va a confluire all'interno di un catalogo dei servizi di MyPortal 3 già oggi e MyPortal 3.1 domani, sarà un qualche cosa di fruibile non soltanto per quello specifico ente, ma per tutti gli enti che hanno a disposizione lo strumento. Quindi realizzato un servizio nuovo e contribuito un servizio nuovo nel contesto dell'ecosistema MyPortal 3.1, quel servizio perlomeno nella sua essenza, io lo chiamo in termini di semilavorato, perché poi è evidente che andrà personalizzato, andrà affinato per aderire all'organizzazione dell'ente, andrà, ecco, ma nella sua essenza è un servizio fatto per tutti. Ecco, quindi c'è assolutamente questa possibilità anche per gli enti appunto che avessero dei servizi in più rispetto a questi. Già ora nell'ecosistema MyPortal 3.0 abbiamo circa 38-40 servizi che poi piano piano verranno migrati. Ovviamente la priorità è questa, cioè mettere tutti nelle condizioni di poter rispondere nei tempi previsti appunto dai bandi per essere aderenti, per essere compliant a quelle che sono appunto le specifiche del PNRR. Ecco, io mi fermerei qua e passerei dalle parole ai fatti, lasciando nuovamente a Paolo il compito appunto di farci vedere quello che riguarda i servizi. Grazie. Grazie Stefano. MyPortal si arricchisce di un nuovo componente che
a livello, diciamo, di esperienza utente non cambierà di fatto le cose, se non darà all'utente, al cittadino, un'esperienza omogenea rispetto a quello che è l'usabilità dei servizi digitali. L'utente si troverà a non dover più navigare tra diversi portali della pubblica amministrazione per chiedere un servizio piuttosto che per informarsi del proprio comune delle notizie, degli eventi o di quelle che sono le ultime novità del proprio territorio. Su MyPortal fino ad ora, per chi conosce il prodotto, come Stefano comunque giustamente ha detto finora, esistono diversi luoghi digitali dove l'utente può informarsi, dove l'utente può andare a consumare i servizi digitali, dove l'operatore può operare. Abbiamo armonizzato questo tipo di esperienza utente, come richiede Agile da questo punto di vista, creando quello che è un nuovo luogo che rispetto al sito dell'ente di fatto è un continuum, non dà l'impressione di essere su un luogo digitale nuovo. Lo chiamiamo la nostra area privata, la My Area. Matteo, per cortesia, condividi pure lo schermo. La nostra My Area è di fatto un contenitore di servizi digitali che vengono acceduti dal portale istituzionale dell'ente, tramite quello che è la funzionalità di catalogo dei servizi che dal portale istituzionale possiamo cercare all'interno appunto della sezione servizi dedicata, quindi con l'alberatura che permette di cercare i servizi per una determinata tipologia, piuttosto che cercarli per parola chiave, piuttosto che avere l'elenco dei servizi davanti da consumare, piuttosto che quelli che sono i servizi che anche il cittadino informato richiede, che sono i due servizi essenziali che sono di fatto la prenotazione dell'appuntamento e la segnalazione di un disservizio sul territorio. Anche questi in maniera propria sono di fatto dei servizi digitali. La nostra nuova area privata si integra così con il sito istituzionale. In questo momento qui, chiedo a Matteo di passare un po' sopra per cortesia, stiamo navigando quella che è la sezione servizi del sito del comune di Oderzo. All'interno della sezione servizi del sito comunale troviamo quelli che sono il catalogo servizi del comune. In questo catalogo servizi abbiamo già preparato alcuni dei servizi che Stefano poco fa elencava, quindi in modo da avere comunque già una idea di come sarà il futuro prossimo di questo prodotto. Tra i servizi normali, diciamo, quelli base previsti dal cittadino informato, esistono comunque due servizi, diciamo, principe, che sono la prenotazione dell'appuntamento, che in Regione Veneto ha implementato con un prodotto proprio e che possiamo vedere all'opera in un qualsiasi punto del sito istituzionale. Lo cerchiamo e lo troviamo direttamente come servizio a sé. Lo troviamo nel piedipagina del portale e lo troviamo come diciamo, alternativa in tutte quante le schede di servizio per chi non volesse andare a compilare il servizio digitale direttamente online, ma volesse chiedere un appuntamento proprio comune per poi presentarsi allo sportello per eseguire lo stesso tipo di servizio. La prenotazione appuntamento, Matteo, ci permette appunto di passare con il click al pulsante accedi al servizio alla nuova area privata di MyPortal 3. Abbiamo di fatto cambiato pagina, ma ci troviamo, scusa Matteo, torna su per cortesia, ancora nel contesto del sito del Comune di Oderzo. Il prodotto è la nostra nuova area privata, che andrà in qualche maniera ad affiancare, non a sostituire la MyPA di Regione del Veneto, quindi è una sorta di estensione della MyPA regionale molto più, diciamo, vestita rispetto a quello che deve essere l'esperienza utente, quindi non sarà più un luogo in qualche maniera differente, ma andrà in qualche modo a essere un'esperienza per il cittadino molto più omogenea, molto più uniforme. Questo è uno dei servizi digitali che Regione del Veneto mette a disposizione per l'ente ed è il sito di prenotazione dell'appuntamento. È un prodotto di Regione del Veneto che, come gli altri, rappresenta un LED, lo chiamiamo LED, che permette appunto al cittadino di prenotare un appuntamento presso il proprio comune, scegliendo quello che può essere l'ufficio dove il cittadino vuole di fatto prenotare l'appuntamento, fino, andiamo pure avanti Matteo, ad andare a selezionare la disponibilità dell'ufficio attraverso quello che è il calendario e chiaramente la possibilità di dire ok,
faccio un appuntamento audiovisivo piuttosto che un appuntamento telefonico, piuttosto che selezioniamo quello che può essere uno delle finestre a disposizione dell'ente in quel momento lì. Di fatto lo strumento ci permette di scegliere una delle finestre disponibili anche in base a quelle che vengono occupate nel frattempo dagli altri cittadini. Ci permette, come ci chiede ASI, di specificare il perché stiamo andando a chiedere l'appuntamento. Vai pure avanti, Matteo. E inserire le informazioni del richiedente. Vi stiamo facendo vedere l'inserimento manuale. Chiaramente, se, e fra un po' lo vedremo, io cittadino mi autentico con le mie credenziali SPID attraverso la CIE o attraverso EIDAS, questi dati qui non devo compilarli, sono già proposti dall'identità che il cittadino ha utilizzato per accedere al servizio. Arrivati in fondo, quello che ci resta da fare è semplicemente andare a concludere la prenotazione dell'appuntamento. Vado a concludere, mi compare la classica finestra che mi dice attenzione, stai per andare in fondo, ho prenotato l'appuntamento. Premesso che quello che stiamo vedendo è una prenotazione reale fatta su un collaudo chiaramente del Comune d'Oderzo, non stiamo prenotando nessun appuntamento da nessuna parte in questo momento. Così come questo è un servizio, e tra altre cose è uno dei servizi essenziali della 141, abbiamo, tra altre cose abbiamo pure la mail di conferma di avvenuta prenotazione dell'appuntamento, abbiamo anche i servizi, l'altro servizio essenziale che è la segnalazione di servizio. La 141 ci chiede, oltre alla prenotazione dell'appuntamento, di andare a fornire de fatto il secondo servizio digitale che è la segnalazione di servizio. Anche qui cadiamo nella nostra area privata. A questo punto farei, ad esempio, vedere l'autenticazione dell'utente Matteo, così completiamo quello che è il giro. Autenticazione che avviene attraverso lo strumento MyID regionale. In questa maniera qui, Regione riutilizza tutto quello che è l'asset, il parco asset regionale di servizi digitali, tra cui anche MyID che ci permette in qualche maniera di accedere tramite la nostra identità digitale ai servizi del comune. Segnalazione di servizio è anche in questo caso qui, lo dico appunto per puntualizzare il fatto che sono servizi digitali che Regione Veneto negli anni precedenti ha sviluppato, ma che in qualche maniera si adattano perfettamente a quello che è anche il nuovo avviso 141. È quello che chiamiamo filo diretto. Ed è di fatto uno dei LED che sono già a catalogo, che diversi enti di territorio già utilizzano, ma vestito e calato nella dimensione dell'avviso 141. Quindi vediamo l'usabilità che Agida ha pensato per l'erogazione dei servizi, quindi quella che è la compilazione di un servizio a più passi, partendo da quella che è la classica informativa della privacy da dover accettare, fino a quello che è il form che l'utente deve compilare per completare la domanda o per completare la richiesta di servizio. Vediamo che in questo caso qui abbiamo già i dati di base del cittadino che sono stati prepopolati sulla base dell'identità digitale che il collega Matteo ha appena inserito per accedere alla nostra area privata. Abbiamo la possibilità di geolocalizzare un'eventuale richiesta sulla mappa per dire ok, la segnalazione è venuta in questo punto qui del territorio, allegare quelli che sono i file se ci devono essere file da allegare, fino ad arrivare al riepilogo della domanda che ci permette, come richiesto, di vedere cosa sto inviando, di modificare all'ultimo secondo prima di inviare la domanda i dati della mia richiesta, fino a finalizzare la domanda stessa. Domanda che verrà completata e poi quindi ricevuta, diciamo, trovata in quella che è poi l'area personale del nostro cittadino. Ti chiedo Matteo di andare sull'area personale, cortesemente. Quella che è l'area privata, l'area personale del nostro cittadino. Quindi a fianco all'erogazione dei servizi noi abbiamo anche un luogo dove il cittadino può di fatto andare a verificare, monitorare quello che è lo stato della sua comunicazione con la pubblica amministrazione, nel nostro caso il Comune di Oderzo. Passiamo a vedere quelle che sono le domande che noi cittadini abbiamo inviato verso il Comune di Oderzo, quindi abbiamo l'elenco delle nostre domande presentate, quello che può essere una segnalazione di servizi, un filo diretto, quello che può essere un pagamento, quello che può essere una richiesta di permesso ZTL. Vediamo quelle che sono le domande che ci vengono chieste di essere integrate da parte del Comune per qualche motivo legato magari a un difetto di prestazione della domanda. Vediamo l'elenco degli stati debitori dei nostri pagamenti verso la pubblica amministrazione. In questo caso siamo integrati con il prodotto MyPay di Regione del Veneto, quindi è un'integrazione
molto stretta col prodotto regionale dei pagamenti. Da qui abbiamo una situazione dei pagamenti, possiamo anche andare a completare le posizioni debitorie che eventualmente i servizi ci aprono nel corso del loro sviluppo, fino a vedere poi quelli che sono tutti quanti gli altri dati che sono più legati alla comunicazione tra la pubblica amministrazione e il cittadino, quelli che sono le notifiche, i messaggi, che ad esempio arrivano al cittadino tramite la normale evoluzione di un servizio. Quindi il servizio di richiesta del permesso dell'ATL viene in qualche maniera monitorato o portato avanti da un operatore comunale, il quale richiede al cittadino di eseguire un'operazione, oppure dà al cittadino l'ok, la luce verde che il suo nuovo pass è pronto. Il cittadino troverà qui, in questa sezione qui, una notifica relativa al fatto che è arrivato appunto un aggiornamento alla sua domanda, oltre a trovarsi chiaramente email e per i cittadini che hanno Appio installata anche la classica notifica push che arriva tramite Appio. Altri servizi digitali che sono già disponibili, giusto per fare un veloce excursus di quello che abbiamo già in qualche maniera pronto, vediamo comunque Matteo, ad esempio un servizio un po' più corposetto da far vedere è la richiesta appunto di permesso ZTL. Anche qui l'usabilità non cambia. Arriviamo alla scheda del servizio, la scheda del servizio ci presenta i dati informativi del servizio stesso che andiamo in qualche maniera a erogare, andiamo a leggere quelli sono i dati informativi e abbiamo sempre chiaramente la doppia strada, la richiesta di un appuntamento nel caso io voglia andare direttamente allo sportello a richiedere il pass, oppure la seconda strada, quella diciamo che dovrebbe essere la strada a tenere, che è il completamento della domanda digitale. Anche in questo caso qui veniamo portati sempre all'interno del contesto del comune di Oderzo a completare quella che è la domanda digitale, la richiesta del nuovo pass per l'accesso al ZTL. Il servizio è uno dei 12 servizi che Stefano prima elencava, quindi è uno dei servizi che sono già stati erogati nel territorio in una certa misura, sono già disponibili nell'area MyPA di Regione del Veneto e che verranno e sono stati adattati per la nuova 141 e che permetteranno poi al comune di erogare quei livelli di servizi essenziali che vengono richiesti da Agid. L'usabilità del servizio è sempre la medesima, Agid ha molto puntato a far sì che il cittadino non debba imparare su 3 servizi diversi come si compilano 3 servizi, ma bensì venga permessa una usabilità molto semplice. Vado a fare poche operazioni, il più possibile poche, e sempre le stesse. In questo caso qui, questa qui è una classica domanda dove vengono chiesti al cittadino diversi dati. Abbiamo chiaramente i dati che arrivano dal nostro profilo, più i dati che eventualmente possiamo andare a inserire noi rispetto a quelle che sono le nostre richieste. Fino ad andare a completare, facciamo pure avanti Matteo, ulteriori dati della domanda, ma forse magari qualche campo, questo è il campo qua. Quindi ad arrivare a completare la domanda e a presentare la domanda digitale direttamente al nostro comune, per poi trovarcela nell'area privata e seguire un po' l'evoluzione rispetto a quello che poi sono i tempi che il comune detta per il servizio. Ecco qui, questo qui è il secondo passo della domanda, dove vengono chiesti ad esempio i dati più specifici del servizio, quali ZTL dobbiamo accedere, le targhe del veicolo, eccetera, eccetera. Sono tutti servizi che sono già a catalogo e sono stati sviluppati tramite gli strumenti regionali, noi lo chiamiamo MyInstance per un gergo un po' più tecnico, che permette tra le altre cose la definizione dei servizi digitali, permettendo all'ente e ai fornitori di disegnare tramite gli strumenti grafici quello che è il servizio stesso. Fermiamoci pure l'epilogo, Matteo. E questo qui è il classico riepilogo della domanda e poi oltre a questo si va a completare la richiesta digitale che ci troveremo poi nell'area digitale e che il comune si troverà nel suo back office all'interno delle attività che deve completare. Ultima integrazione che vi faccio vedere, giusto per poi non rubare troppo tempo alla discussione, è infine l'integrazione con i pagamenti. Chiedo in questo caso qui probabilmente al collega Matteo di far vedere un attimo, perdonami, la scheda del pagamento. Anche in questo caso qui il pagamento è di per sé un vero e proprio servizio digitale, quindi andiamo all'interno del nostro portale istituzionale dell'ente, facciamo una ricerca del servizio, abbiamo a disposizione la scheda del servizio. Andiamo a leggere quelle che sono le informative normali del servizio fino a poter accedere al servizio digitale stesso.
veniamo portati a quello che è il servizio digitale di pagamento dell'area privata. Questa è un'integrazione stretta fatta con MyPay ed è, per chi vede la cosa da fuori, un'integrazione trasparente, cioè non si vede differenza tra un servizio digitale fatto con un prodotto e un servizio digitale fatto con un altro. L'integrazione di questo servizio è stata fatta con appunto MyPay tramite una tecnologia che permetterà, poi Stefano magari ne farà accenno, anche l'integrazione di servizi digitali di fornitori di terze parti. Alla stessa identica maniera, la nuova area privata può contenere al suo interno servizi prodotti da terze parti, con un'esperienza utente che alla fine rimane, come vedete, praticamente identica, non cambia. Ti darei la parola a Stefano per eventualmente potrà qua. Ok, giusto 2 accenni su questa tecnologia. Scendiamo un po' più negli abissi del mare tecnologico, magari un po' più noiosi, però forse vedete lavori un po' più interessanti. MyArea ha dovuto far fronte a quella che è una richiesta di cambiamento piuttosto importante. Oggi, i servizi digitali possono vivere tranquillamente all'interno di portali di tanti fornitori che accompagnano i comuni nell'erogazione di servizi al cittadino. Cosa vuol dire questo? Questo vuol dire che se vado a compilare una domanda sulla MyPA piuttosto che una domanda su un portale di un fornitore, l'esperienza utente che sia completamente differente per il cittadino fino ad oggi importava veramente gran poco. L'importante era fornire un servizio digitale alla cittadinanza. Quello che ci chiede Agid domani è quello di uniformare quella che è l'esperienza dell'utente, del cittadino all'interno dei portali, quindi non avere più necessità di dover imparare su 2 servizi diversi come si usano 2 servizi diversi. L'esperienza deve essere uniforme il più possibile. È questa sfida appunto che ha accompagnato il nostro prodotto, il MyArea, a dover pensarsi per poter ospitare non solo i servizi di Regione del Veneto, ma poter ospitare anche servizi prodotti da terze parti, per dare la chance, l'opportunità anche a chi implementa servizi e non si chiama Regione del Veneto, non si chiama, in questo caso qui, MyInstance, non si chiama MyPay, quindi non rappresenta i prodotti che attualmente Regione del Veneto già esercita sul territorio, di poter integrarsi all'interno della MyArea. Vi faccio un esempio molto pratico. La prenotazione dell'appuntamento che abbiamo visto poco fa è implementata con il prodotto regionale che noi chiamiamo MyAgenda, che è un prodotto regionale gratuito, esercito sul territorio, che rappresenta il LED che permette al cittadino di prenotare un appuntamento verso la pubblica amministrazione. È normale che nel territorio molti comuni abbiano il proprio strumento di prenotazione appuntamento. Cosa succede? Succederà che molto probabilmente per continuità il comune vorrà mantenere quello strumento. Perché? Per tutta una serie di motivi. Chiaramente è uno strumento storico, probabilmente c'è una base dati più importante, per tutta una serie di motivazioni. È possibile con questa tecnologia poter pensare che la prenotazione appuntamento che abbiamo visto poco fa diventi per il comune X non la prenotazione appuntamento di MyAgenda, quindi quella di Regione del Veneto, ma la prenotazione appuntamento del fornitore che implementa quel specifico prodotto di prenotazione appuntamenti. E rimarrà, l'importante è che l'esperienza utente rimarrà quella che abbiamo visto finora. Non ci sarà differenza tra la prenotazione appuntamento di Regione del Veneto e la prenotazione appuntamento di un altro fornitore, se non chiaramente per quelle differenze di compilazione delle domande che necessariamente i prodotti possono implementare in maniera diversa. Questo tramite grazie insomma alla tecnologia con cui MyArea è stata implementata, che di fatto è un paradigma, si chiama micro-front-end, che permette l'implementazione da parte di fornitori terzi dei propri servizi all'interno di questa nuova MyArea. È una chance che si vuole dare per far sì che la MyArea possa diventare in qualche maniera un prodotto centralizzato di erogazione di servizi digitali per il comune stesso. Su questo io concludo, lascio a Stefano la parola, grazie. Grazie Paolo. Allora a me restano in questo momento, intanto ringrazio ovviamente per questa presentazione anche molto operativa. Ricordo appunto che lo abbiamo detto, ma lo ridico ancora una volta, che poi l'effetto appunto dell'utilizzo di servizi chiunque si siano produrrà appunto una conseguenza all'interno di questa MyArea, come abbiamo chiamato, no? E questo in modo tale che l'esperienza del cittadino
resti assolutamente integra e si ritrovi in quest'area personale messa a sua disposizione tutto quello che è l'intercorso appunto del cittadino stesso verso quella specifica pubblica amministrazione. Ecco, io concluderei appunto questa carrellata con alcune istruzioni per l'uso. Di nuovo condivido un attimo lo schermo, perché quello che in questo momento quello che Regione chiede agli enti è qualche cosa di questo tipo. Innanzitutto speriamo e ci auspichiamo appunto che quanto abbiamo realizzato così possa essere apprezzato dagli enti del territorio, dalle proprie amministrazioni comunali, non soltanto come una scelta proprio contingente legata a quelli che sono i benefici, quelle che sono le disponibilità economiche messe appunto sui tavoli delle diverse amministrazioni comunali nel contesto del PNRR, ma come linea strategica proprio a lungo termine, perché questo è quello insomma, a cui abbiamo cercato di pensare guardando avanti e guardando ad una trasformazione digitale che da certi punti di vista fatta in questa forma è iniziata da poco, potremmo dire, no? Ecco, quindi iniziamo un percorso che adesso ha la fortuna di avere anche dei fondi, cerchiamo di spenderli bene perché poi questo percorso continuerà e dovremmo in qualche maniera proseguirlo con quello che ciascuna amministrazione ha all'interno dei propri bilanci. Quello che a noi interessa in questo momento, per il quale vi chiediamo una collaborazione molto importante, è sapere chi ha bisogno, quali sono gli enti che chiedono di essere supportati da Regione del Veneto, di fare un percorso assieme per cogliere gli obiettivi appunto della 141. Allora, grazie ad una collaborazione stretta con ANCI Veneto, mettiamo a disposizione questa URL, quindi sul sito ANCI Veneto, www.anciveneto.org, nella sezione PNRR, informative e nuovi servizi, troverete appunto un documento da compilare, una forma da compilare che vi invitiamo a compilare quanto prima possibile e a trasmettere appunto ad ANCI Veneto, che ci organizza questi dati, raccoglie e organizza questi dati, di modo tale che noi sappiamo appunto che cosa ci viene chiesto dal territorio, sappiamo se siete interessati solo alla parte cittadino informato, se siete interessati alla parte cittadino informato più cittadino attivo, se sarete interessati solo alla parte cittadino attivo, ma soprattutto sapremo anche chi saranno, almeno dove è possibile, insomma, i partner che vi affiancheranno. Questo per noi è fondamentale perché assieme a voi, ma anche assieme ai vostri partner, assieme ai partner degli enti, dobbiamo costruire un percorso che permetta appunto di sviluppare quello che abbiamo visto, questa trasformazione digitale che abbiamo visto, di mettere a terra i servizi, quelli di regione, quelli prodotti dall'azienda CTA B, C, in un contesto uniforme che è quello appunto che abbiamo appena visto, appena colto. Ecco, vediamo un po' se mi... eccoci, il modulo nell'informativa ente è molto semplice, ha più o meno queste sembianze, quindi al di là di quelli che sono gli identificativi anagrafici dell'ente, quindi codice univoco, codice fiscale, eccetera, eccetera, ad un certo punto porrà dei quesiti per conoscere appunto qual è il percorso che state seguendo sulla 141, cittadino informato, cittadino attivo, tutte e due, e che cosa chiedete a Regione. L'altro aspetto, l'altro, diciamo così, messaggio importante che lanciamo è questo. Desideriamo appunto costituire, o meglio rafforzare quello che è un gruppo di lavoro MyPortal 3.1, chiedendo la collaborazione del territorio. Quindi proponiamo sostanzialmente di formare quello che in precedenza erano i gruppi di lavoro che hanno in qualche maniera così seguito l'iter quando realizzammo il MyPortal 3.0, anche nel contesto MyPortal 3.1. Quindi proponiamo di formare un gruppo di lavoro per l'avviso 141, esperienza del cittadino nei servizi digitali, e da questo punto di vista invitiamo gli operatori delle pubbliche amministrazioni a candidarsi per valutare le soluzioni adottate e la corrispondenza alle esigenze del territorio. Ecco, da questo punto di vista ovviamente le linee guida sono molto stringenti, molto chiare, però
siamo confidenti che anche l'esperienza che poi il territorio ha proprio nei rapporti quotidiani possa essere un valore importante, un valore aggiunto da mettere appunto sulla scrivania di lavoro, da valutare proprio per ottenere il meglio che si possa ottenere. Dall'altra parte chiediamo ai partecipanti appunto un loro coinvolgimento in alcuni incontri da remoto o in presenza, valuteremo a seconda dei casi, per essere accompagnati da esperti nella valutazione dell'usabilità di prodotti digitali, in particolare poi di alcuni dei servizi che Regione del Veneto sta realizzando, di alcuni LED, anche qui di nuovo per mutuare quella che è una conoscenza tecnica con una esperienza proprio sul campo che è importantissima. Da questo punto di vista, quindi, l'altro elemento che vi invitiamo a segnare e cortesemente poi a farci pervenire è la URL di questa iscrizione alla candidatura, appunto, per una collaborazione da parte degli enti del territorio e dei loro operatori che avranno appunto piacere di collaborare con noi, affinché questo gruppo di lavoro MyPortal 3.1 si costituisca e possa mettersi appunto a lavorare per migliorare e perfezionare ulteriormente quella che è appunto l'obiettivo finale, che è un obiettivo che ci interessa a tutti. Ecco, da parte nostra io credo di poter dire che la presentazione dal punto di vista così discorsivo, tecnico di quello che è appunto MyPortal 3.1 ai fini PNRR può concludersi qua, e quindi credo si apra una nuova sessione. Quindi inviterei di nuovo Antonino magari ad unirsi a noi e a supportarci. Grazie Stefano. Io credo che il messaggio chiave che noi oggi lasciamo con questo incontro è che la Regione del Veneto mette a disposizione degli enti del nostro territorio un'infrastruttura per mettere nelle condizioni tutti gli enti di poter raggiungere gli obiettivi del PNRR. Abbiamo visto l'141, e cioè cittadino attivo, cittadino informato, ma le piattaforme abilitanti regionali sono anche quelle dei pagamenti, quella dell'identità digitale, che possono essere naturalmente utili anche per altri bandi che sono in corso. La questione che volevo condividere con voi è che la piattaforma della Regione del Veneto è una piattaforma che viene messa a disposizione gratuitamente di tutti gli enti che ne volessero trarre vantaggio. Il fatto che sia gratuita non significa che non ci siano attività di cui gli enti che vogliono cogliere questa occasione. Non vuol dire che la gratuità significa che non ci siano attività che gli enti del nostro territorio devono approvvigionarsi attraverso le aziende, i siti del nostro territorio e non solo. Quindi l'altro messaggio è: la piattaforma è gratuita, ma ci sono tante cose da fare per gli enti che volessero utilizzarla, e soprattutto quello che a noi piacerebbe che fosse condiviso è che Regione Veneto ha fatto importanti investimenti in questa piattaforma, la sta mettendo in cloud, la sta adeguando ai nuovi requisiti del PNRR, ma lo sta facendo non per far risparmiare gli enti nell'investimento della trasformazione digitale, ma per dare l'occasione agli enti di utilizzare questi fondi per creare nuovi servizi, per migliorare la capacità di queste infrastrutture regionali a essere più efficaci nei confronti dell'obiettivo che noi tutti abbiamo. Ecco, quello che noi speriamo, che vorremmo aiutare attraverso i colleghi del Dipartimento per la transizione digitale, attraverso ANCI, attraverso l'impegno che insomma ci stiamo mettendo tutti. Quello che noi vorremmo aiutare gli enti a raggiungere non è semplicemente una iniezione di un po' di tecnologia in più, ma come questa tecnologia si traduce in un servizio effettivo verso il cittadino. E qui
abbiamo bisogno di competenze, abbiamo bisogno di organizzazione, abbiamo bisogno di tanti investimenti. E l'occasione di questi, dei bandi del PNRR non devono essere solo tradotti in tecnologia, ma devono essere tradotti in competenze, in organizzazione, in maggiori strumenti. Quindi noi vi mettiamo a disposizione lo strumento gratuitamente, ma non è un'occasione per risparmiare, è un'occasione per arricchire l'infrastruttura a vantaggio di tutti. Oggi noi vi mettiamo a disposizione 12 servizi, ma se qualcuno ne facesse un 13°, un 14°, magari utilizzando i fondi che ha a disposizione sul PNRR, metterebbe a disposizione un 13°, un 14° servizio per tutti gli enti del nostro territorio, superando quindi quella logica che abbiamo vissuto fin qui, che è un problema, un investimento e una soluzione per 562 comuni. Quindi ecco l'invito, e poi lascio veramente la parola eventualmente ai colleghi che ci stanno ascoltando, se vogliono farci domande. Credo che ci sia la possibilità, Federica, no? Le vedo in chat, quindi dobbiamo metterci gli occhiali e dobbiamo cominciare a... Stefano, cosa... Va bene, allora cominciamo se siete d'accordo, comincerei a scorrere queste domande, le leggo e poi magari proviamo a dare... Si può avere un dettaglio dei servizi nativamente fruibili in MyPortal 3.1 e degli altri 26 che verranno migrati? I servizi nativamente fruibili sono in questo momento i 12 che abbiamo elencato. Naturalmente il pacchetto di servizi che mette a disposizione MyPortal è molto più ampio, arriva credo ormai a una 50ina di servizi. In questo momento questi servizi, l'investimento che stiamo facendo non è per migrare questi servizi alle nuove regole del PNRR, però ad esempio se qualcuno fosse interessato a utilizzare a vantaggio del bando PNRR uno di questi 50 servizi che già noi abbiamo, potrebbe ad esempio investire per adeguarlo alle nuove regole di Developers Italia presenti nel bando e quindi dando un vantaggio anche a tutti gli altri enti del territorio. È possibile la registrazione di questo evento? Immagino di sì. È possibile? Abbiamo già risposto, va bene. Vi verrà inviata una mail all'indirizzo a cui siete iscritti. Ok, questa è la risposta. Non occorre. Con l'implementazione dei 2 LED, secondo normativa Agile, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare più mail per l'ente, a seconda ad esempio dell'ufficio a cui si prende un appuntamento. Questa è una domanda. Non si può allargare un po' così? Ecco, grazie. Ed eravamo, buongiorno, il comune di Valdagno ci chiede, buongiorno, con l'implementazione di 2 LED, secondo la normativa Agit, è stata aggiunta la possibilità di utilizzare più mail per l'ente, a seconda, ad esempio, dell'ufficio a cui si prenota un appuntamento oppure a cui si fa una richiesta? Non so, Paolo, se... Sì, se non interpreto male la domanda, in realtà lo strumento è dotato di un back office che non abbiamo visto, quindi in realtà non arriva una mail, arriva anche una mail di notifica all'ente, però in realtà c'è uno strumento di back office, quindi al di là di quello che abbiamo visto ora che è diciamo, il lato cittadino, dall'altra parte c'è uno strumento di back office dove l'operatore dell'ente accede ogni mattina a un suo calendario degli appuntamenti suddivisi per ufficio e vedrà gli appuntamenti calendarizzati in un calendario classico. Si riceve anche la mail di notifica, ma la finalità di questo servizio qui non è mandare la mail di notifica all'ente, guarda che Tizio ti ha chiesto un appuntamento per l'ufficio X a tal giorno, ma è di usare uno strumento di back office più completo. Comunque sì, arriva anche una mail di notifica rispetto al servizio all'appuntamento che ci teniamo per nota. Grazie,
ci hanno fornito un nuovo microfono, vado avanti con le domande. Si può vedere il back office del nuovo portale? Il back office del nuovo portale è uguale a quello precedente, perché l'intervento di adeguamento che noi abbiamo fatto è stato sulla parte di front-end e di back-end. Ulteriore domanda: come si integra MyPortal con i servizi offerti DIME? DIME, per un'informazione un po' a tutti, è il portale offerto da la città metropolitana di Venezia, il comune di Venezia, agli enti del proprio territorio. MyPortal prevede varie forme di integrazione, nel senso che possono essere utilizzati sia servizi che offriamo noi direttamente, sia servizi di terze parti. Vi sono varie modalità di integrazione, sarebbe forse un po' lungo spiegarlo adesso in questa sede, però se Stefania Bergantin volesse contattarci, o comunque non sarà nostra cura, insomma, magari contattarla via mail e magari offrirle un maggior dettaglio. Un'ulteriore domanda: esiste una gestione del back office autonoma che assegna un ID protocollo alle varie richieste? È una domanda un po' strana, continua un concetto simile al ripreso in un giorno che ci permette di adottare come protocollazione delle pratiche quella del MyPortal. Sì, allora adesso forse non ho capito bene la domanda, però in questo momento MyPortal consente di utilizzare vari tipi di protocollo, quindi qualsiasi istanza venga gestita all'interno della nostra infrastruttura può essere protocollata. Noi abbiamo integrato vari protocolli del mercato, credo insomma i più importanti, alle, i maggiori, insomma diversi, Kubernetes, Data Group, quindi spero che sia soddisfacente la risposta, però ecco sì, un'istanza può essere protocollata fornendo un ID di protocollo a qualsiasi tipo di istanza fatta. Nel sito comunale abbiamo anche il link della Fiera San Valentino che gestiamo direttamente come comune. Si può estendere l'applicativo MyPortal anche ai siti comunali subordinati sussidiari? La risposta è sì. Ci sono diversi enti che hanno utilizzato l'infrastruttura di MyPortal, ad esempio, per sviluppare il sito della biblioteca, il sito del museo, vari tipi di siti, e qui l'occasione è anche di ricordare che MyPortal è un'infrastruttura che può indirizzare vari tipi di template per risolvere varie esigenze di comunicazione verso i cittadini oltre che di servizi. Potete sì, si può vedere il back office, abbiamo già detto, prescrizioni, candidature, vi abbiamo messo il link in chat. Naturalmente io insisto su questo dato. Ad oggi noi abbiamo, se ricordo bene, una cinquantina di enti che ci hanno fornito informazioni dettagliate sulle loro esigenze di utilizzo della nostra infrastruttura. I comuni che hanno oggi MyPortal sono circa 250, quindi ci mancano all'appello circa 200 comuni. Naturalmente può essere anche che alcuni di questi possano fare scelte diverse per cui utilizzare altri prodotti, però la preoccupazione che abbiamo è che non arrivi chiaro il messaggio che il fatto di avere MyPortal non è una condizione sufficiente per poter sviluppare la transizione, l'adeguamento ai requisiti del bando. Se qualcuno ha intenzione di utilizzare MyPortal per raggiungere gli obiettivi del bando, ce lo deve compilare, ce lo deve far sapere compilando i form, e noi gli daremo tutto il supporto necessario. Naturalmente, siccome il numero di enti è importante, non possiamo pensare di arrivare a un mese prima delle scadenze chiedendo a Regione Veneto di fare attività che sono fisicamente improbabili con tempi molto stretti. Ecco. Quindi invito di nuovo i colleghi che avessero
la volontà di utilizzare infrastrutture regionali, farcelo sapere più presto, e sarà nostra cura, una volta avute queste informazioni, di contattare questi enti e di procedere nelle attività di migrazione alla nuova infrastruttura. Per caricare in PA digitale, assegnare attività e caricare contatti, dobbiamo redigere un atto formale, convenzione, contratto. Adesso qui magari abbiamo in sala i colleghi del Dipartimento. Non so, Marco, se vuoi... Sì, per caricare in PA digitale, assegnare attività e caricare contratti, dobbiamo redigere un atto formale, convenzione, contratto? Qua sembra che la richiesta sia di, se nella fase di caricamento loro come ente devono fare un atto formale. Prego. Provo a rispondere se ho capito. Allora, sicuramente va caricato evidentemente quello che è il contratto, quello che la determina, quello che è l'ordine di servizio. Ricollegandosi a quello che dicevano prima i colleghi di Regione Veneto, ricordo che, e l'ha detto bene Antonino, che il passaggio sulla soluzione di regione è un passaggio gratuito che permette una serie di cose, poi ci sono a seconda degli enti una serie di attività che devono essere fatte. Quindi questa seconda attività, non potendo caricare una convenzione con Regione Veneto e basta, dovrà essere caricata. Quindi l'invito è guardare anche col team digitale, che ricordo è sempre a supporto, nei singoli casi, a seconda di dove è il comune su MyPortal, qual è quell'attività, qual è il partner che la può fare, se magari la può fare in economia o quali sono le soluzioni. Quindi l'invito è questo. Grazie Marco. Un'ulteriore domanda: tra i servizi al cittadino, ma non elencati nei 12 da voi illustrati, possiamo fare con voi anche richiedere permesso di occupazione suolo pubblico, richiedere una pubblicazione di matrimonio? Grazie. La risposta è sì, la potete fare con voi. Naturalmente il nostro modello non è che date i soldi a Regione Veneto per fare i servizi. Il modello che noi proponiamo al territorio è: contrattualizzate con l'azienda ICT di cui che ritenete più opportuna la realizzazione di questi servizi, e poi, così come noi abbiamo già fatto, ci metteremo a disposizione delle aziende del territorio per metterle nelle condizioni di realizzare l'ennesimo servizio, che naturalmente una volta realizzato sarà disponibile, ripeto, per tutti gli enti del territorio che lo volessero realizzare. Quindi anche qui il concetto qual è? È che prima di decidere che cosa contrattualizzare, fatecelo sapere, per evitare che il comune a fianco non abbia contrattualizzato la stessa cosa senza che voi lo sappiate. Quindi Regione Veneto si fa parte attiva per coordinare un po' gli sviluppi. Ok, ancora una domanda: quali saranno gli SLA garantiti relativamente alle piattaforme MAI? Allora, gli SLA naturalmente che noi garantiamo sono di diverso tipo. Ci sono SLA relativi alla parte di assistenza, SLA relativi alla parte di sviluppo, SLA relativi alla parte di manutenzione, SLA relativi alla parte più operazionale, quindi network, sicurezza, sistemi. Naturalmente non possiamo star qua a elencare tutti questi SLA. Tra le altre questioni vi abbiamo già ricordato che stiamo anche portando l'infrastruttura in cloud, quindi questo ci darà la possibilità di rendere più resilienti i nostri sistemi, e quindi credo che anche da questo punto di vista faremo un passo in avanti. Magari al collega Roberto che ha proposto questa domanda, ci faremo sentire nei prossimi giorni, così magari daremo dei dettagli e magari anche li pubblichiamo da qualche parte, così che siano disponibili un po' a tutti. Purtroppo sono state fatte delle modifiche inaspettate. Ho notato un flag attivati che non lo erano. Attenzione, una domanda un po'
che non si capisce, Eugenio Malaspina, anche qui magari ci facciamo noi parte attiva per contattarlo e per capire che cosa vuol dire questa domanda. Quali sono le tempistiche? Ovvero, quando sarà pronto MyPortal 3.1? C'è una migrazione dei file di dati da MyPortal 3.0 a 3.1? Allora, MyPortal 3.1 sarà pronto perlomeno per la fase di collaudo, credo già a partire da giugno, e quindi da giugno noi cominceremo a aprire i cantieri con ciascuno degli enti che ci ha dato notizia di voler utilizzare le piattaforme abilitanti regionali, in questo particolare caso la MyPortal. Quindi a partire da aprile noi abbiamo una task force di colleghi che si stanno operando in questo momento per contattare man mano che ci arrivano queste informazioni i colleghi sul territorio, e per ciascun comune noi faremo un piano di lavoro. La migrazione sarà una migrazione in larga parte automatica, non escludiamo che nella migrazione ci possano essere dei problemi per trasferire i contenuti, ed è anche qui importante che l'ente contrattualizzi con un fornitore le attività necessarie per dargli supporto, perché non è detto che queste attività siano tutte risolvibili all'interno delle competenze dell'ente. Se sì meglio, ma se un ente sa già da ora che avrà delle difficoltà a intervenire per sistemare eventuali problemi di migrazione, secondo noi insomma è bene che si faccia supportare da una società del territorio. L'integrazione delle istanze al protocollo è obbligatoria? La risposta è no, nel senso che l'infrastruttura di MyPortal prevede il fatto che ad esempio il protocollo possa essere inserito anche manualmente, quindi un'istanza possa essere corredata successivamente e non in maniera automatica del metadato protocollo. Ecco. Quando saranno disponibili specifiche di integrazione a micro front-end con MyPortal 3.1? Allora, prima di renderle disponibili dobbiamo concludere le fasi di sviluppo, però io credo che appena concluse le fasi di sviluppo, cioè a partire da giugno, ci saranno anche tutte le specifiche di integrazione. Naturalmente senza aspettare formalizzazioni che magari richiederanno un po' di lavoro, e che comunque noi faremo. Se ci sono delle esigenze specifiche particolari, contattateci, che magari anche per le vie brevi vi forniamo le informazioni necessarie. È prevista un'evoluzione a micro front-end anche per MyIntranet. In questo momento non abbiamo ancora previsto una migrazione, un'evoluzione a questa tecnologia dei micro front-end di MyIntranet, ma come sapete bene, e come anche questa mattina il nostro direttore ha ribadito, Regione Veneto sta investendo nella programmazione 21-27 risorse importanti. Tra l'altro vi sarà un MyCity 2, per chi non lo conoscesse. Insomma, MyCity è stato il progetto che è stato finanziato da Regione Veneto a vantaggio delle autorità urbane, e quindi nella precedente programmazione si tratta di circa una quarantina di comuni. Nella nuova programmazione le autorità urbane sono diventate da 5 a 11, i comuni sono passati a 150, Regione Veneto è già siamo già in fase di presentazione delle strategie per la realizzazione di le evoluzioni
del progetto MyCity, quello che noi chiamiamo MyCity 2, naturalmente le risorse che noi mettiamo a disposizione per il progetto MyCity 2 possono essere anche investite per miglioramenti dell'infrastruttura che poi naturalmente andrà a vantaggio di tutti gli altri comuni. Le domande che oggi il cittadino può avviare tramite MyPA, domani potrà avviare dal sito del comune e saranno adeguate al template di Designer Italia, ossia compliant con le linee guida, indicativamente saranno migrate tutte entro il 2023. Allora, se la domanda è se tutti i servizi attualmente disponibili per MyPortal, che sono circa una cinquantina, adesso non ricordo mai il numero, di cui oggi sono stati adeguati a Designer Italia solo 12, più 2, mi dicono, quindi solo 14. Se la domanda è se entro il 2023 migreremo anche tutti gli altri alle linee guida di Development Italia, la risposta è ragionevolmente no. Certo è che quello che abbiamo in programma è adeguare anche questi servizi nel tempo a queste specifiche. Ho colto che tecnicamente parlando ci sarà una sorta di traduttore di una domanda esistente proveniente da strumento di fornitori terzi verso l'interfaccia standard mostrato al cittadino in MyPortal 3.1. Tecnicamente come funziona? C'è della documentazione per studiare il funzionamento? E immagino che qui la richiesta sia come si integrano servizi di terze parti. Ci sono varie modalità, non so se vuoi Paolo dare qualche breve accenno alle varie modalità di integrazione. Sì, principalmente la modalità di integrazione che Regione Veneto provvede per quelli che sono i servizi di fornitori terzi è quello che dicevamo poco prima, che è l'implementazione di fatto di un servizio digitale all'interno della nuova MyArea, della nostra nuova area privata. Tramite che cosa? L'implementazione di quella che è un'interfaccia grafica del servizio digitale che fornisce il fornitore, implementando quello che chiamiamo un micro front-end, quindi un componente che poi verrà ospitato dalla nostra MyArea e che presenta al cittadino l'interfaccia di compilazione della domanda verso il servizio del fornitore, verso l'ente di fatto. Oltre a questo esistono anche altre strategie di integrazione un po' più lasche, quindi meno integrate con la piattaforma, però la direzione verso cui si va è quella di avere comunque un'interfaccia grafica ospitata all'interno della MyArea, quindi quella è la strada, quindi la scrittura, l'implementazione, la creazione di un micro front-end ospitato all'interno del componente MyArea. Grazie Paolo. Allora, non ci sono altre domande? Se non c'è qualche intervento dal pubblico presente? Puoi avvicinarti, Alberto, per favore, così magari ti sentono anche i colleghi, perché mi sa che il cavo non è così importante come di me. Buongiorno a tutti. Allora, io volevo avere una conferma innanzitutto di quello che penso che sia già previsto, e cioè noi come SAD abbiamo vari enti, alcuni utilizzano MyPortal come sito istituzionale, alcuni utilizzano la funzionalità solo LED. Immagino che la MyArea possa funzionare anche nella modalità solo LED, questa era la conferma che eventualmente volevo da voi. E volevo capire queste nuove funzionalità quanto e come impattano su quelle che sono poi il nostro operato come SAD di Treviso nel mio caso, ma nei vari SAD insomma che ci sono nel Veneto. Sì, grazie. Allora, intanto grazie della domanda, perché ci dà l'occasione anche di sottolineare alcuni aspetti. Naturalmente noi mettiamo a disposizione la nostra infrastruttura sia come cittadino informato MyPortal, sia come cittadino attivo con la parte dei servizi.
avendo a disposizione la soluzione regionale cittadino attivo e cittadino informato, naturalmente Regione Veneto garantisce il fatto che questa infrastruttura sia adeguata alle linee guida di Agid, perché in tutti questi mesi, grazie ai colleghi del Dipartimento, abbiamo fatto un importante lavoro di continuo confronto per poi arrivare a una soluzione che fosse adeguata a quelli che sono i requisiti del PNRR. Nel momento in cui noi spezziamo, diciamo così, questa unione tra la parte cittadino attivo e cittadino informato, vuoi perché prendiamo il cittadino attivo di una terza parte, vuoi perché mantenendo il cittadino informato di Regione Veneto o viceversa, allora in quel caso bisogna stare bene attenti ed è una responsabilità dell'ente che conferisce l'incarico all'azienda di turno, bisogna stare molto attenti che tutti i requisiti previsti siano rispettati, perché noi possiamo garantire il cittadino attivo o il cittadino informato, però non avendo la responsabilità, non sapendo esattamente come sarà la componente che metterà a disposizione il fornitore, facciamo fatica. Naturalmente siamo a vostra disposizione, però ecco, deve essere chiaro che la responsabilità non è dell'ente e del suo fornitore. Non è ragionevole che si arrivi da Regione Veneto e si dica: beh, noi abbiamo un'infrastruttura di questo tipo, adesso voi dovete modificare tutta la vostra infrastruttura per adeguarvi alle esigenze del fornitore di turno. Naturalmente è una condizione che non è ragionevole, ecco, spero sia comprensibile. Per quanto riguarda la domanda che hai fatto, e cioè alcuni enti del SAD e di Treviso hanno cittadino attivo, quindi hanno i servizi di Regione Veneto, i servizi di Regione Veneto saranno naturalmente adeguati alle linee guida. Per tornare a quello che dicevo prima, dipende poi dal portale, dal cittadino informato che si metterà a disposizione, di garantire anche una serie di requisiti, ad esempio il sottodominio che va gestito opportunamente, ecco. Altre, diciamo così, altre problematiche rispetto ai SAD, beh, granché non ne vedo, nel senso che i comuni che hanno già MyPortal, che ci hanno fatto una richiesta, insomma, come dicevo prima, siamo contattati. Semmai, ecco, colgo l'occasione per chiedere a tutti i 7 SAD del Veneto che avessero informazioni di esigenze da parte dei comuni del proprio territorio nei confronti delle nostre piattaforme abilitanti, se ci danno una mano anche per aggregare queste esigenze, per farcele avere, ecco, questo sarebbe sicuramente molto importante. Non so se ho risposto, non so se ci sono altre domande. Non mi sembra. Allora, se non ci sono, vediamo se ci sono nuovi. All'interno di MyCMS, quindi i tipi di contenuti e relativi campi da inserire cambieranno per adattarsi alle nuove direttive Agid su come debba essere un contenuto? Direi di sì, e lascio magari la parola a Paolo per dettagli. Assolutamente sì, perché Agid dichiara che l'informazione deve avere una struttura ben precisa, quindi l'universo delle ontologie che Agid chiede di implementare sono state implementate dentro MyCMS, così come le tassonomie provenienti dai vocabolari controllati europei sono state implementate dentro MyCMS. Questo cosa vuol dire? Vuol dire che da una parte chi finora è stato abituato a usare MyPortal con una determinata libertà di strutturazione dei propri contenuti dovrà in qualche maniera adeguarsi, perché comunque sia non lo imponiamo noi, ma lo impone un istituto dell'informazione ben precisa che arriva dall'alto. E
e tra le altre cose lo strumento di migrazione servirà appunto per minimizzare l'impatto di quelle che sono le trasformazioni dei contenuti che oggi esistono nel portal e che sono di tante nature e che finora chiaramente non erano strutturati secondo una direttiva comune, verso quella che è la direzione dei nuovi tipi di contenuto che Agit chiede di implementare. Quelli che abbiamo visto prima sul portale di fatto sono contenuti adeguati, compliant a quello che è l'ontologia agile dei contenuti che vedevamo sul portale di Oderzo. Bene, grazie. Non ci sono più domande. Forse c'è un'altra domanda. Ah, ok, benissimo. Allora io, se siete d'accordo, se non ci sono altre domande dal pubblico, chiuderei. Intanto ringrazio i numerosi colleghi che hanno resistito fin qua. Spero che sia stato un momento utile. Naturalmente non sarà l'ultimo. Sapete che abbiamo una serie di iniziative che stiamo cercando di portare avanti. Una particolarmente importante, secondo me, che sono gli incontri con le aziende del nostro territorio, nel senso che a noi piacerebbe, e in questo senso abbiamo mandato una comunicazione a tutte le aziende del nostro territorio, ci piacerebbe organizzare dei momenti tra Regione Veneto, i comuni interessati e l'azienda specifica per poter condividere con i colleghi quali sono le procedure, i processi, i servizi che queste aziende, i siti del nostro territorio mettono a vantaggio dei comuni che volessero attivare questo percorso di migrazione o di utilizzo delle piattaforme abilitanti regionali. Non sarà l'unica iniziativa, non vi seguiremo solo nella fase di approvvigionamento delle risorse, non vi seguiremo solo nella fase realizzativa, non vi seguiremo solo nella fase di poi asseverazione, per quanto Regione Veneto assieme ai colleghi del Dipartimento e di ANCI Veneto possono fare, e colgo l'occasione insomma per ringraziare veramente Marco Rimoldi a nome e per conto insomma di tutti i colleghi del Dipartimento, che sono numerosi, insomma li conoscete bene. Volevo ringraziare anche ANCI Veneto per la collaborazione che ci presta, tutti i colleghi che hanno lavorato e che stanno lavorando, insomma Stefano De Colle e Maristella Volgan su tutti. E infine veramente ringrazio il Comune di Oderzo per l'ospitalità e per la preziosa collaborazione che ci sta dando. Regione Veneto ha bisogno di partner come il Comune di Oderzo che ci aiutino a capire se gli sviluppi che stiamo facendo siano quelli più adeguati alle esigenze che ci vengono espresse. Avete visto che vi abbiamo messo a disposizione un form per candidature di altri comuni che ci volessero aiutare in questo percorso, e quindi ecco, con questo invito a proporvi come candidature per accompagnarci in questo percorso di trasformazione digitale, e con l'invito soprattutto a farci sapere nel più breve tempo possibile quali sono le vostre esigenze nella migrazione verso la nuova versione di MyPortal. Ecco, con questi ringraziamenti e con questi auspici, ecco, vi ringrazierei tutti e vi do appuntamento al prossimo incontro. Grazie a tutti.